Buongiorno caro alpino Walter Peiracchia. Siamo a Rore, ci facciamo una chiacchierata su quello che è successo circa mezzo secolo fa nella terra del Friuli. Il 6 maggio del 76 alle ore 21 il Friuli fu scosso da un sisma devastante. L'epicentro si trovava nella zona tragemona del Friuli, Venzone e Usoppo, ma l'intero territorio regionale fu profondamente colpito. Quell'indimenticabile minuto distrusse case, chiese, scuole, monumenti. Da un elenco dell'epoca ho scoperto che il tuo nome compare nell'elenco di coloro che hanno partecipato e lavorato in quelle zone. Prima di proseguire, però, ti chiederei se vuoi presentarti. Mi chiamo Peiracchia Walter, sono nato a Pinarolo il 28/10/57 e allora ero residente a Pinarolo. Dalla tua data di nascita mi viene da pensare che non avevi ancora fatto il militare. È vero, avevo appena terminato gli studi, avevo preso il diploma di scuola media superiore e quindi ero in attesa di lavoro. Ecco, dimmi allora, come hai saputo del terremoto di quel 6 maggio 1976 e come hai scelto di andare ad aiutare quella popolazione e come i tuoi familiari accolsero questa tua scelta? Allora ho saputo dai giornali, dalla TV che era successo questo e chi ha cercato forse i miei genitori prima di me è stato appunto il coordinatore di questa spedizione, che era l'ingegnere De Matteis, che i miei genitori conoscevano bene e quindi si sono affidati a lui e mi hanno dato permesso senza problemi per andare a fare questa esperienza. E quindi tu sei partito per il Friuli quando? Quasi subito dopo il terremoto o qualche tempo dopo? Siamo partiti a settembre di quell'anno, sì, alcuni mesi dopo. E con chi sei andato? Cioè, qual è stato il tuo primo impatto quando sei arrivato in quella zona e che zona era? Dove eri? Allora, noi eravamo dislocati a Villa Santina, un comune piccolo vicino a Gemona, dove forse il terremoto ha colpito leggermente meno, comunque c'era distruzione, c'erano tantissime case distrutte. E siamo rimasti lì, abbiamo lavorato su un cantiere a Villa Santina. Diciamo che il lavoro più principale è stato quello, c'era una costruzione dell'Enel alla quale abbiamo ampliato, abbiamo fatto un piccolo alloggetto per una famiglia che probabilmente aveva perso tutto e quindi aveva bisogno di essere ospitata. Questo per 9 giorni. Un giorno invece siamo stati in un altro posto per una demolizione di una casa danneggiata. Quindi la tua giornata come era organizzata? Cioè tu sei arrivato in Friuli, alloggiavi? Noi alloggiavamo in un tendone, a me sembra un tendone da circo, era un tendone rotondo, mi ricordo. Un tendone. Esatto, ed eravamo lì. Poi a mangiare probabilmente ci portavano in un'altra struttura a cena, a pranzo invece c'era il pranzo al sacco e la giornata era la giornata di lavoro, si cominciava alle 8 fino a mezzogiorno e poi il pomeriggio dalle 2 alle 6, adesso non ricordo con precisione, ma si lavorava tutto il giorno e si faceva appunto, noi facevamo i manovali perché c'era l'ingegnere che coordinava, lui faceva la parte tecnica, poi lavorava anche lui, c'era un muratore esperto e poi eravamo un po' di giovani che facevamo da boccia, come diciamo noi, insomma, manovali. Sì, quindi aiutavate praticamente i più esperti per quei lavori. Certo. In quel periodo comunque hai qualche particolare ricordo, cioè di persone o ricordo di un qualche avvenimento? Diciamo che ricordi particolari, no, ricordo la popolazione che comunque era sempre molto disponibile in tutto. Noi avevamo pochi rapporti con la popolazione se non di sera, quando magari si faceva l'uscita, andare al bar a prendere il caffè o a prendere il digestivo, per dire, ecco, ma niente di più. Perché poi durante il giorno si lavorava in questo cantiere che era leggermente fuori dal paese e quindi c'erano pochi rapporti con la popolazione. Quindi voi eravate un gruppo, dove erate un gruppo tutto di Saluzzo oppure eravate... Ma ci conoscevamo tutti praticamente, tranne forse il capomastro, quel signore di Villanovetta, quello non lo conoscevo. Gli altri erano persone conosciute. Sì. Quindi vi conoscevate tutti? Sì. E la sera voi uscivate quindi e avevate questi rapporti con la popolazione? Sì, usciva magari quel paio d'ore, perché poi comunque eravamo stanchi. Facevamo un lavoro che per noi era un lavoro diverso, no? Noi eravamo studenti, o comunque avevamo studiato fino a pochi mesi fa, e lì era un lavoro da muratore, quindi un pochettino più duro, e di sera si faceva quell'uscita di 2 ore, poi verso le 11 si rientrava.
territorio che tu praticamente su cui vivevi, quindi che vedevi, era un territorio distrutto, era un territorio, c'era anche la popolazione, lavorava insieme a voi oppure eravate divisi? Io penso che insieme comunque avete collaborato con la popolazione. Sì, specialmente forse quando abbiamo fatto quell'opera di sistemazione di una villetta, in una frazione di Villa Santina, lì lavoravano anche loro. Diversamente invece su questo cantiere, era un cantiere piccolo e lavoravamo noi, quindi eravamo 7-8 ragazzi e persone, insomma, che lavoravano. Che eravate insieme già ad Alpini? Siamo già, sì, non da Alpini perché non lo eravamo ancora allora. No, però eravate insieme ad Alpini, insieme a gente che aveva già fatto il Sì, militare. sì, certo. Hai mantenuto qualche rapporto con la popolazione di allora? Sei tornato a vedere Allora, quei sono luoghi? tornato a distanza di alcuni anni di ritorno dal viaggio di nozze che ho fatto in Austria, ho fatto Treviso e poi sono passato da quelle parti lì. Per cercare appunto di riconoscere, ho tribolato a riconoscere i posti dove ero stato. Perché comunque c'è stato un cambiamento, allora c'era molta più istruzione, via tutto sistemato, a distanza di 7-8 anni era cambiato. E quindi ho ricordato vagamente quei posti. Da questa tragedia è nata la protezione civile, quindi con un'organizzazione diversa forse da allora, però tu oggi ritieni che sarebbe possibile una risposta analoga di mobilitazione volontaria come 50 anni fa da parte delle nuove generazioni? Non lo so se sia possibile, allora so che c'era appunto, era ben coordinato, era ben gestito, era tutto bene. Adesso io so che se succede qualcosa la gente comunque si presta, si butta, poi non lo so se c'è qualcuno, lo stesso modo di coordinare. Cioè deve essere organizzato, oggi ecco, c'è l'organizzazione la protezione civile che sì, però sì. coordina anche gente volontaria che accorre dove ci sono questi eventi. Certo. Io ti ringrazio per la disponibilità che hai avuto, se hai qualcosa da aggiungere su questa esperienza o comunque cosa trasmetteresti ai giovani d'oggi? Io dico che sicuramente è un'esperienza da provare perché, specialmente appunto per i giovani, perché ti lascia comunque qualcosa, no? Qualsiasi opera di volontariato ti lascia qualcosa di positivo, in questo caso specifico ancora di più, perché comunque ti leghi con il gruppo di lavoro e ti leghi anche con la popolazione che hai conosciuto, che hai stimato, perché comunque la gente che aveva subito una tragedia, si è data da fare, Quindi è stata un'esperienza positiva. Sicuramente. E tu praticamente qualcosa ti ha lasciato questa esperienza, ha influito, no? Anche sulla tua vita, no? Perché sono dei ricordi sempre piacevoli. ricordi, insegnamenti. Certo. Io anche a nome della sezione di Saluzzo ti ringrazio di questa intervista. Grazie a te. Buona giornata. Altrettanto.